Cisco Magagnato, che è stato il mio maestro, nasce a Vicenza nel 1921. Intreccia gli anni della formazione all'Università di Padova con l'adesione alla Resistenza vicentina e al Partito d'Azione e poi al Partito Repubblicano, a cui rimarrà sempre legato, in particolare alla figura di Ugo La Malfa, diventando nel 1975 uno dei principali interlocutori di Giovanni Spadolini al momento della istituzione del Ministero dei Beni Culturali, di cui divenne il vicepresidente del comitato di settore. Terminato il suo corso di studi con una tesi sui mosaici di San Marco discussa con Sergio Bettini e una specializzazione in storia dell'arte, compì alcuni viaggi di studio in Inghilterra fondamentali per l'avvio delle ricerche sul Teatro Olimpico di Vicenza, che lo accompagneranno tutta la vita e che sono contenute in un libro uscito postumo dopo la sua morte, avvenuta nel 1987, un anno dopo il suo pensionamento dalla direzione dei musei di Verona. Tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 fu assistente di Antonio Maria Dalla Pozza alla direzione dei musei di Vicenza, riallestendo Palazzo Chiericati, e quindi direttore per 4 anni del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, dove mise immediatamente a fuoco gli argomenti su cui poi il lavoro del museo si è sviluppato nei decenni successivi: Jacopo da Ponte, Antonio Canova, i Remondini, la ceramica, la collezione di disegni, in accordo con la Fondazione Giorgio Cini. Nel 1955 arriva come vincitore di concorso alla direzione dei musei e gallerie d'arte del Comune di Verona. Inizia subito un'azione straordinaria di rinnovamento e aggiornamento dell'intera rete dei musei d'arte della città, collaborando anche attivamente con Mario Carrara alla Biblioteca Civica e con Sandro Ruffo al Museo di Storia Naturale. Il suo lavoro è legato moltissimo al lavoro svolto con Carlo Scarpa, che d'intesa con l'amministrazione venne incaricato di restaurare e riallestire il Museo di Castelvecchio, facendone un capolavoro dell'architettura internazionale del secondo dopoguerra. Ma la sua azione non si fermò al Museo di Castelvecchio, continuò con il Museo degli Affreschi, inaugurato nel 1973, col restauro di Palazzo Forti, affidato agli architetti Ecinna e Calcagni, col restauro del Museo Lapidario Maffeiano, assegnato ad Arrigo Rudi. Di tutti questi pensò anche al futuro, alla loro conservazione futura, e tutti li vide all'interno di una visione ampia della città, occupandosi del piano regolatore, collaborandosi con la soprintendenza, militando anche civilmente come primo presidente dell'associazione dello studio per la storia della Resistenza, dell'associazione mazziniana, dell'associazione italo-israeliana. Quindi una visione veramente molto, molto completa, che lo portò anche a legarsi a città vicine come Mantova e Cremona, a cui offrì la consulenza della sua competenza, e anche Vicenza, ovviamente, dove fu membro del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. A Venezia collaborò molto con la Regione, ad esempio per la preparazione della legge 50, la legge base per la gestione dei musei. La sua idea di museo è un'idea moderna, inclusiva, dove aveva un grande spazio alla didattica, a cui diede grande impulso. Fu anche il primo docente di storia dell'arte alla neonata Università di Verona. Insegnò, istituì corsi per gli studenti lavoratori e ebbe grande interesse anche per l'arte contemporanea, dove questa rappresentava una proiezione verso il futuro e anche un strumento per entrare nella mente anche degli artisti del passato.
La base del suo lavoro era la ricerca, a cui si dedicò per tutta la vita, lavorando sulle fonti, dalle vite di Vasari a quelle di Dal Pozzo, ai 4 libri dell'architettura di Andrea Palladio e tanti altri. I risultati delle sue ricerche venivano poi trasmessi attraverso mostre fondamentali legate profondamente alla cultura veronese, affrontata però in un ambito più vasto e con strumenti critici molto aggiornati. Pensiamo alla mostra d'Altichiero Pisanello, ai 50 anni di pittura veronese 1580-1630, alla mostra della pittura tra 6 e 700 e alla mostra di Palladio e Verona nel 1980, ma sono solo pochi esempi di un'attività intensissima e rimasta ancora magistrale. Fu socio di questa accademia dal 1963, ma anche dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e della, appunto abbiamo detto, Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio e dell'Accademia Olimpica. Il ricco archivio di Magagnato, donato dalla famiglia e digitalizzato, è consultabile direttamente e online presso la Direzione dei Musei di Verona.